Non hanno le liste. Le chiamate da altre funzioni possono essere aggiuntive? Richiamare una funzione, sempre la stessa funzione, dovrebbe essere possibile, sì. Anche se può essere un serpente che si muove dalla coda e bisogna pigliarlo un attimino con attenzione. Che differenza c'è a livello di come PostgreSQL gestisce le funzioni tra funzioni SQL, VM, SQL e funzioni IC? Come natura e in realtà cambia un po' di cose, perché mentre l'SQL è bene o male nativo, in realtà non fa altro che eseguire un software interno, quindi non deve chiamare nessuna libreria interna. Ovviamente l'SQL è molto più rapido, però è anche molto più limitato. C'è un progetto per portare un po' di procedurale dell'SQL. Dovevo uscire con la 8.3 ma non riesce a uscire con la 8.4. Io ho fatto un po' di prove, ho visto che almeno lavorando sugli array l'SQL è limpidissimo, la PL che SQL è un po' più veloce, ma in C è. In C assolutamente, ma perché il problema è che te per lavorare con PL però la funzione C è comunque una libreria SO esterna. È una libreria, però in realtà è fatta in C, è diverso. Cioè te praticamente quando vai a operare, il problema è che quando vai a operare via PL di SQL o comunque attraverso SQL ti passi per il database. Se te richiami invece la funzione scritta in C, te richiami un binario, cioè lui non passa più per il database, lui esegue un eseguibile di fatto. Quindi è completamente diverso, si sgancia completamente dalla sua in C che spazio di memoria vedi? Nel senso non ne ho la più pallida idea. Cioè nel senso da C cosa posso fare riguardo a quello che c'è nel database? Te dici nel database? No, il C è diventato a parte, non hai. Quindi quando voglio in C fare cose tipo select, sì, devo usare la sua libreria interna, non ricordo come si chiama. Sì, devi utilizzare PostgreSQL.h che sono gli header, c'è anche PGS, la libreria devi fare un po' di include e poi però c'è un problema di contesti di memoria, dove venga usato un contesto di memoria specifico per la tua funzione e tutte le applicazioni sono all'interno di un contesto di memoria e se poi vuoi richiamare o salvare altre cose devi crearti dei contesti che sono ultimati, per cui ci stanno problemi di comunicazione. Vabbè, il problema è che comunque non riesci. Sì, no, devi giocare non ci sono delle differenze di prestazioni. No, quello sicuramente. Da una parte c'è la felicità della funzione, dall'altra. Ma le funzioni e le sequenze bastano gli strati di memoria tutta la funzione. La stessa cosa con gli altri linguaggi procedurali, tipo il Perl. Come prestazioni? Beh sì, perché comunque sono librerie che si agganciano poi al motore principale. Una domanda molto veloce, una cosa che conta tantissimo in queste cose qua è avere una rete, cioè avere cose già fatte. Dov'è che le troviamo? Dov'è che c'è cose già fatte sulla documentazione PostgreSQL.org, sulla documentazione parte relativa a PL/SQL. Insomma, è molto bello quando uno trova per esempio Google, però il concetto è che quando uno c'è il motore di ricerca del codice sorgente di Google. Non va lì, ma se ne vai di messaggio, quello di sicuro, sì. Nella directory contrib c'è una serie di funzioni, però ce ne sono all'interno della directory di installazione c'è lo slash contrib dove ci sono tutta una serie di programmi. In realtà però ho visto molti lavorano proprio con C, tipo DB-Link su tutte le librerie di C sono caricate poi nella directory. Anche cose tipo Sì, forza di cose. Non so meglio, questa è una molto più forte. Buono, siamo arrivati